Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image. Ben ritrovati, nuovissima puntata di Cronache Trevigiane, tutta dedicata allo sport, ma non solo. Settimana tricolore del ciclismo che ha coinvolto tutta la provincia di Treviso, l'apice di questi eventi possiamo dire è oggi. Oggi, in questi 2 giorni, tutta dedicata alla mountain bike e ai campionati europei che si tengono sul Montello, la terra cara ai trevigiani, a tutti gli appassionati della bicicletta, giusto Assessore? Certamente è una festa dello sport, della disciplina di eccellenza in questa provincia di Treviso, che ha una grande cultura sportiva e trova anche nello sviluppo degli ultimi anni nella mountain bike grazie a queste società che ci hanno creduto. Assessore, 23 paesi europei tutti a Montebelluna, questo è un segnale importante. È importante perché fa parte di un progetto triennale, il campionato italiano l'anno scorso, 2010 europeo, 2011 mondiale. Questo è anche un premio, un riconoscimento al movimento del mountain bike. Assessore, attraverso lo sport si può fare anche turismo. Sicuramente sì, uno sport a questo livello certamente richiama persone non solo dalla provincia, dalla regione, ma anche da fuori regione, da fuori nazione come è stato detto, e quindi sono dei turisti veri. Non c'è dubbio che manifestazioni di questo tipo però riescono a essere anche il fulcro di una serie di altre manifestazioni collaterali che vedono la presenza di ragazzi, che vedono la presenza di famiglie, che vedono sicuramente l'espressione anche di quei gruppi storici di cui la nostra provincia, la nostra regione è estremamente ricca. Ci sono magari anche tanti altri sport che avrebbero le potenzialità e hanno bisogno di un po' di incoraggiamento. La bicicletta, come altri sport, il canottaggio, l'equitazione, il tiro con l'arco, tutto quello che è all'esterno, il deltaplano, le capacità natatorie, siamo in una terra di nuotatori, ormai il Veneto e questa provincia ha il nuoto come disciplina di eccellenza anche, quindi sono tutti ambienti naturali dove il bambino può crescere nelle fasi evolutive e sviluppare abilità anche in campo sportivo per poi scegliere e divertirsi nella disciplina dove può emergere. Grazie Assessore Speranzon, grazie anche al Vicepresidente Zambon. Noi andiamo adesso a scoprire invece con gli organizzatori e con i protagonisti di questi 2 giorni le vari risvolti e le varie curiosità di questa allettantissima gara. Prima ci vediamo un servizio di Cronache Trevigiane e poi tornate con noi, vado alla ricerca degli organizzatori. A tra poco. È un discorso a tutto campo, quello di Alessandro Vardanega, salito sul palco dell'Assemblea annuale di Un'Industria Treviso. Dalla forte richiesta del federalismo fiscale al richiamo alle istituzioni per una semplificazione degli enti, il presidente di Un'Industria Treviso non ha risparmiato nessuno. Noi crediamo che la dispersione, la frammentazione che caratterizza la nostra provincia e anche la nostra regione, in generale il nostro paese, impedisca di fatto di assumere una progettualità di questo tipo, e quindi la semplificazione che deve passare attraverso l'aggregazione tra i comuni vada esattamente in questa direzione. Noi crediamo che tipo il progetto che noi abbiamo promosso e finanziato per l'unificazione di alcuni servizi tra 13 comuni del Coneglianese vada in questa direzione, perché consente formidabili risparmi. Noi abbiamo stimato che quel progetto possa consentire economie di spesa fino al 30% degli attuali costi. Peccato che sia un'iniziativa ancora troppo isolata e soprattutto che incontri delle resistenze di tipo culturale da parte di chi dovrebbe invece assumere il pallino e portare avanti questa progettualità. Il governatore del Veneto si è detto d'accordo con quest'idea. Rispetto agli accorpamenti con dei comuni la vedo difficile per la salvaguardia dell'identità dei comuni, però si possono condividere dei servizi. Le economie di scala ci insegnano che la condivisione dei servizi è già una buona via di uscita. Penso ad esempio ai consorzi dei vigili piuttosto che ad altre forme di consorzio per altri servizi da erogare ai cittadini. Un appello, quello delle imprese trevigiane, che trova l'appoggio del ministro Sacconi. Il compito nostro è garantire stabilità, garantire liquidità alle imprese e sostenere le persone quando ci sono trasformazioni produttive e cambiamenti negli assetti proprietari o nei piani industriali, e le persone che lavorano vanno sostenute nel reddito e nelle competenze. Nel bilancio di un anno duro per le imprese trevigiane, il presidente Vardanega ha voluto rivolgere un pensiero speciale a quanti si sono trovati in gravi difficoltà.
Siamo vicini davvero con grande affetto a coloro che hanno subito la più severa tra le sanzioni che un imprenditore possa conoscere, che è quella prima di tutto della perdita della propria azienda, che è una tragedia personale e familiare che non conosce rimedi. Però siamo vicini davvero anche ai lavoratori che hanno delle apprensioni per il loro futuro e anche con maggior commozione soprattutto a chi ha scelto il gesto estremo per anche una stanchezza esistenziale che noi ci auguriamo che nessuno possa mai provare. Un omaggio ai suoi campioni, un omaggio a tutto lo staff, un omaggio ad una terra di talenti e di passionari per il mondo del ciclismo. Con queste motivazioni il gruppo Doimo è stato protagonista di Notte in Rosa, un evento straordinario organizzato a Relais Monaco a Ponzano Veneto. Un vero happening per ripercorrere la vittoria al Giro d'Italia prima di tuffarsi negli impegni del Tour de France e della Vuelta. Con l'aiuto dei miei compagni siamo riusciti a fare un grande Giro d'Italia vincendolo con me e con il terzo posto di Vincenzo credo che sia un risultato veramente importante. Spirito di squadra, determinazione, cura dei dettagli, propensione alla fatica, voglia di vincere sono le caratteristiche che accomunano Doimo ai suoi campioni. I valori che accomunano sono il Made in Italy, quindi abbiamo scelto una squadra italiana, la Liquigas Doimo, e lo spirito di squadra è un altro valore che accomuna il gruppo Doimo, la qualità, il dettaglio, il raggiungimento dei successi, la vittoria che a noi piace sempre. Ma dalla Notte in Rosa si è capito ben presto, se ce n'era bisogno, che a fare la differenza sono proprio gli sponsor come il gruppo Doimo per la carica umana e le qualità dirigenziali che lo contraddistinguono. Parola di campioni. Questo fa capire veramente che non c'è solo un discorso di business dietro, ma c'è anche proprio un affetto nei confronti di questo sport e soprattutto delle persone che lo fanno. Doimo ci ha accompagnato per tutti questi anni, quindi è stato molto essenziale per noi come squadra, perché è quello che ci sostiene sicuramente. Ora si volta pagina. Di fronte gli impegni del Tour e della Vuelta. Basso parteciperà al Tour de France e io spero che vinca. Ho la consapevolezza di avere una grande squadra come quella che avevo al Giro, sono sicuro che il nostro atteggiamento sarà lo stesso, quindi un atteggiamento di squadra unita, di gruppo che ha voglia di fare risultato e siamo convinti che faremo molto bene. È tempo quindi di tornare a pedalare. Questa volta con la consapevolezza che una notte in rosa È stata un'emozione bellissima.